Dai il freno, ingroppa a sinistro. Un giro. Ok. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Alle mie spalle le vette feltrine e infatti oggi ci troviamo sul Monte Avena sopra Feltre. Abbiamo parcheggiato l'auto presso l'agriturismo Malga dei Boschi e partiamo da qui per fare uno dei tanti anelli semplicissimi. Sono tutti segnati con un cartello bianco-azzurro, c'è l'anello del Campon d'Avena, l'anello del Monte Avena, l'anello delle Malghe. Noi faremo un percorso che passerà un po' per tutti questi qui. Ecco, siamo scesi circa 400 metri sulla strada asfaltata, tornando un po' indietro verso Croce Daune, e qui imbocchiamo questa strada a sinistra. Ci sono delle indicazioni poco più avanti che indicano strada panoramica. Quella dietro di me è Malga Montagnola e noi siamo già passati per di qua quando abbiamo fatto, circa un anno fa, il Truiz delle Malghe. E questi sono i vari segnavia degli anelli che ci sono da queste parti. Qui è segnato l'anello del Monte Avena che scende giù e fa una parte del Truiz delle Malghe. Noi invece continuiamo a seguire l'anello del Campon d'Avena per salire proprio in cima. Poco dopo Malga Montagnola, l'anello del Campon d'Avena è segnalato a sinistra da quella parte, ma noi invece proseguiamo dritti per andare fino alla cima.
siamo arrivati sulla cima del Monte Avena, il punto più alto di oggi, dove c'è dietro di me Malga Campon. Adesso andiamo giù da quella parte, facciamo una breve digressione per andare alla Croce d'Avena, dove c'è un panorama eccezionale. Ecco, siamo arrivati alla Croce d'Avena. Da qui c'è un panorama eccezionale e queste placchette indicano i vari monti che si vedono. Qui ci sono tutte le cime del Grappa, qui sotto il lago del Corlo, l'altopiano di Asiago, con la neve c'è cima 12 e poi girando si arriva a vedere il Lagorai, il Monte Coppolo, il Lagorai, le Pale di San Martino e ovviamente le vette feltrine. Di ritorno dalla Croce d'Avena riprendiamo la strada e adesso la seguiamo fino a tornare al punto di partenza, alla Malga dei Boschi. Qui sul Monte Avena c'era un sito archeologico fino al 2016, perché 40.000 anni fa, almeno così è stato datato, qui c'era l'Homo sapiens e sono rimasti i vari reperti. Questo è un famosissimo punto di lancio che si trova poco sotto la vetta del Monte Avena e da qui si lanciano con parapendio e deltaplano. Ok. Dà il freno in groppa a sinistro. Infatti non sono neanche nella posizione giusta per avere Giro. sono delle wing, Ok. praticamente degli stabilizzatori. Dovrebbero essere giuste,
Siamo ormai sulla strada sterrata che in pochi minuti ci riporterà al punto di partenza. Il percorso è stato facilissimo, molto panoramico, assolutamente adatto a tutti e da considerarsi turistico, e si può fare tranquillamente anche in mezza giornata, come per esempio oggi, in cui nel primo pomeriggio sono previsti dei temporali. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri percorsi. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Authors. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.